100 lavoratori del servizio idrico rischiano il posto di lavoro, stamani sit-in a Lati con i sindacati. Al sud rubati 40 milioni di euro, Musumeci attacca il governo. 3 positivi sul volo Londra-Palermo, la nuova versione del virus sarebbe più veloce ma meno letale. Corsi e percorsi didattico-formativi all'avanguardia con i tempi, ERAP si conferma leader in questo settore. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Lavoratori del servizio idrico in stato d'agitazione preoccupati per il futuro, a rischio 100 posti di lavoro. Vediamo. Oggi avete avuto un incontro relativamente appunto alla situazione che si sta venendo a creare all'interno di Girgenti Acque, c'è il rischio della perdita di tanti posti di lavoro. Avete avuto una interazione anche con il presidente del Lati, il sindaco Valenti. Ecco, com'è andata l'iniziativa? Allora, noi abbiamo avuto delle rassicurazioni chiaramente dal sindaco Valenti stamani, chiaramente con un comunicato stampa. Chiaramente ci aspettiamo che queste rassicurazioni vengano formalizzate con un documento nel quale si chiarisca in maniera chiara, univoca, in maniera oggettiva, che i lavoratori dell'intero servizio idrico integrato ad oggi sotto gestione commissariale prefettizia, e quindi stiamo parlando che per noi è una gestione pubblica ormai, non più di natura privatistica, Certo. che tutti questi lavoratori che ci sono in forza ad oggi, che gestiscono i 27 comuni dell'Ati idrico di Agrigento, chiaramente vengano tutti passati dalla gestione prefettizia alla nuova gestione consortile. È chiaro che questa rassicurazione dovrà essere fatta non solo per quanto riguarda i lavoratori, ma le forme con le quali verranno assunti, quindi a tempo indeterminato, e con contratto che si parli di gas-acqua. Chiaramente, se loro avranno intenzione di fare dei documenti che attualmente siano pro tempore o con forme di rassicurazioni temporali, diciamo a breve termine, a noi non ci sta bene. È chiaro che noi serviamo un servizio che è di prima necessità per quanto riguarda il sociale, la cittadinanza della provincia di Agrigento. Noi ci siamo stati nel periodo del Covid e abbiamo garantito il servizio senza nessuna interruzione. Lo abbiamo garantito prima, lo abbiamo garantito durante, ci siamo sempre stati e non abbiamo mai fatto prevalere questa nostra situazione pensando che la politica o gli eventuali gestori di questo servizio avrebbero tenuto conto, come credo lo abbiano fatto e come credo che si assumeranno la responsabilità in futuro per quanto riguarda la nostra posizione lavorativa. Abbiamo sempre garantito questo servizio nella piena disponibilità, con sacrifici enormi, perché come voi sapete anche in condizioni estreme noi abbiamo lavorato e abbiamo messo a repentaglio le nostre vite nei periodi di Covid e tutto. Quindi non bisogna dimenticare, e questo lo dico a tutti i sindaci, che indipendentemente dal piano d'ambito che loro andranno ad approvare, che è meramente un indirizzo statistico, perché viene fatto su una base di analisi su comuni similari, con impianti similari, eccetera, eccetera. È chiaro che bisogna che loro facciano affidamento a quello che è l'analisi che avevano fatto in questi 2 anni i commissari prefettizi. Noi siamo fiduciosi nell'incontro che spero avremo domani con Lati,
noi rappresentanze sindacali, per definire questa posizione in maniera tale da tranquillizzare i lavoratori e far sì che il servizio possa continuare ad essere efficiente senza alcun disservizio. Sono tornati nelle loro case dopo oltre 100 giorni di prigionia in Libia e finalmente potranno iniziare le festività natalizie. I pescatori di Mazara del Vallo raccontano gli orrori che hanno subito. C'è il servizio. Liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Non è facile piangere perché pensava lui che era in mezzo alla confusione, in mezzo al pericolo, però pensava pure a una mamma di 74 anni. Grazie a tutti. Grazie, pensavo che non ci aiutavate tutte queste persone che ci aiutavate. Grazie, non ho parole, grazie. Spero di dimenticarmi tutto perché tutte cose brutte se ricordiamo di là. Abbiamo passato 3 mesi e più di avere a che fare con delle bestie, non delle persone. Male. Non c'è nessuno che ci ha trattato bene, tutti male ci hanno. Mentalmente ci hanno distrutti, sempre umiliati. Occorre che l'Unione Europea chiami a un tavolo tutti gli attori di quest'area del Mediterraneo per generare modelli produttivi nuovi. La prima priorità è quella di garantire la tutela ai nostri pescatori. La nostra marineria non può pensare di lavorare in queste condizioni. Come potremo fare impresa con queste condizioni? Il settore della pesca è la principale gamba economica di Mazara. Ci sono 600 lavoratori che operano direttamente sui pescherecci d'altura, migliaia di persone che lavorano nell'indotto. È festa, oggi è la fine di un incubo, oggi finalmente li riabbracciamo. Siamo riusciti a uscire da un tunnel veramente molto lungo e molto buio. Adesso siamo felici, ci godiamo questa giornata di felicità insieme alla città di Mazara del Vallo, le istituzioni e tutta l'Italia intera. Oggi è tutto finito, ma domani potrà succedere tutto di nuovo, che quindi le istituzioni devono fare di tutto per mettere fine a questa guerra del pesce. Non è stato un anno bellissimo, è cominciato maluccio, è proseguito peggio, ma finisce bene. Il successo del rientro di queste persone era quello che aspettavamo e quello che volevamo. Si può fare per migliorare qualcosa in più a livello di governo centrale e regionale, ma non nel senso di garantire una maggiore sicurezza ai nostri marinai che escono per lavorare. Eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché. Recovery Fund, al sud rubati 40 miliardi, Musumeci attacca il governo. Vediamo. Fa discutere soprattutto al sud la ripartizione del Recovery Fund. Stando a quanto circolato nei giorni scorsi, il governo sarebbe orientato a distribuire fondi sulla base della popolazione, stanziando così il 66% dei 209 miliardi previsti per l'Italia alle regioni del centro-nord e la restante quota del 34% al centro-sud. Il principio che guida questa scelta sarebbe esclusivamente demografico, che penalizzerebbe di molto le regioni meridionali, tanto da far parlare i governatori delle regioni del sud di vero e proprio furto stimato in circa 40 milioni di euro. Il governo non può pensare di spendere questi soldi senza consultarci, sbotta il governatore Nello Musumeci.
Riteniamo fortemente penalizzante il criterio della popolazione del 34%, non si può non tener conto della disarmante diseguaglianza sociale tra le diverse parti del paese, aggiunge Musumeci. La linea comune che in questi giorni vede schierate le regioni del sud al di là degli schieramenti politici è di valorizzare le zone che si affacciano sul Mediterraneo e di rafforzarne il ruolo di perno nei rapporti commerciali con Asia e Africa. La Sicilia è la regione con il più alto tasso di povertà in Italia, ha aggiunto il governatore. C'è carenza di infrastrutture, il territorio non è competitivo ed è necessaria maggiore attenzione del governo sulle aree depresse. I governatori del Sud hanno già inviato al Premier una lettera in cui domandano un incontro, ma il grande dubbio rimangono i progetti e le opere che il governo avrebbe in mente di approvare. Si dice che il governo abbia già un elenco di opere strategiche da realizzare, se così fosse sarebbe gravissimo. Non siamo mai stati interpellati, chiude il governatore della regione siciliana. Un patto federativo leale e collaborativo basato su precisi progetti, idee chiare e programmi possibili per la crescita della Sicilia con l'obiettivo di condurla alla pari del resto del paese. Così recita il documento siglato a Roma da Matteo Salvini, leader della Lega, e Roberto Di Mauro del Movimento per la Nuova Autonomia e vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. L'obiettivo comune si legge ancora nel documento firmato da Salvini e Di Mauro e di sviluppo economico della Sicilia, che richiede un salto di qualità dell'azione politica attraverso azioni basate su pochi ma concreti punti cardine: sviluppo infrastrutturale partendo da priorità ineludibili come il ponte sullo Stretto, l'alta velocità ferroviaria sull'asse Catania-Messina-Palermo, il completamento dell'anello autostradale, i collegamenti viari interni e poi ancora fiscalità di vantaggio per le imprese che vogliono investire in Sicilia, lotta senza quartiere alla criminalità organizzata, sviluppo dell'agroalimentare siciliano con la tutela della sua produzione, turismo come priorità d'azione e una continua e costante promozione dell'isola, semplificazione della burocrazia, digitalizzazione e sviluppo tecnologico. Forza Italia sarebbe pronta a un mini rimpasto del governo Musumeci, dove attualmente occupa 3 poltrone, quella all'agricoltura con Edi Bandiera, quella alle autonomie locali e funzione pubblica con Bernadette Grasso e infine alle infrastrutture con Marco Falcone. Voci di corridoio danno in uscita 2 assessori, Bandiera e Grasso, ma non tutti all'interno del partito sarebbero d'accordo e cominciano a farsi sentire i mal di pancia di frange interne che non gradiscono decisioni prese dall'alto senza consultare la base. Onorevole, parliamo di questo rimpasto. Lei si è fatto il suo nome per la probabile candidatura appunto a futuro assessore della regione, ma a quanto pare Musumeci al momento avrebbe detto ni. Allora, è volontà di Forza Italia, di Gianfranco che nella qualità di commissario regionale, di rivedere, di dare un'aggiustata alla Giunta. Non si parla di rimpasto assolutamente, si parla semmai di cambiare qualche assessore, che Agrigento dovrebbe essere presente e sta nelle cose. È giusto dire comunque che Forza Italia in Agrigento gode di ottima salute, ha conseguito risultati in queste ultime competizioni, per non parlare di quelle precedenti, risultati ottimi, soddisfacenti. Forza Italia, ritengo, di Agrigento debba avere la sua rappresentanza nel governo. Ovviamente il tutto dipende poi dalla decisione regionale sia da parte di Miccichè sia da parte di Musumeci. Noi siamo fiduciosi, noi vorremmo che Agrigento potesse dire la sua in questa rivisitazione del governo regionale. A Siculiana ennesima fuga di migranti da Villa Sicania, uno sparuto gruppetto, forse meno di 5, è riuscito a scappare dal centro d'accoglienza approfittando del buio per dileguarsi lungo la strada statale 115 dove già lo scorso settembre è morto un migrante investito da un'automobile in corsa. Sul posto le forze dell'ordine presidiano il centro di accoglienza, ma spesso si verificano episodi simili. Proseguono le ricerche per rintracciare i fuggitivi. Un tunisino di 16 anni è stato denunciato al Tribunale dei minori di Palermo dopo aver aggredito e ferito 2 poliziotti a Porto Empedocle nelle fasi successive allo sbarco di 82 migranti avvenuto giovedì scorso. Il giovane si sarebbe scatenato in escandescenza rifiutando di essere identificato nella tensostruttura allestita a pochi metri dal porto di Porto Empedocle. Nelle colluttazioni sono rimasti feriti 2 agenti di polizia. Il primo ha riportato la frattura di un dito ed una prognosi di 30 giorni.
il secondo ferito più lievemente, una prognosi di 5 giorni. Operazione Sister White, smantellata una rete di corrieri della droga stranieri ed italiani. Durante il lockdown persino i boss di Cosa Nostra avevano problemi a far arrivare la droga in Sicilia. I trafficanti nigeriani invece no. Grazie a una rete di corrieri che ingerivano ovuli e viaggiavano su e giù per l'Italia con tutti i mezzi possibili. Un'indagine della squadra mobile di Palermo svela un affare di droga a tanti zeri gestito da 2 cittadini nigeriani che ufficialmente erano nullatenenti e come tali percepivano il reddito di cittadinanza. Tra le piazze di spaccio anche Licata. C'è il servizio. Oh, Fra. Vai io. Fra, io so dire qua, non è completo, non è completo. Che fare? Vieni qua, mi hai detto lunedì. No, non è completo qua, non è completo, mai. Non è completo mai, sì, non è completo. 10, qua, 19. Aspettate 20, 21, 100. How much for this one? This one 100. Ask me where I said this one 100. This one how much? This one 60, 80. Operazione antidroga, quella portata a termine dagli uomini della Polizia di Stato di Palermo che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 13 persone in prevalenza di nazionalità nigeriana, neutralizzando una delle principali roccaforti del traffico di sostanze stupefacenti del capoluogo siciliano. L'operazione condotta dalla mobile di Palermo, diretta dal dottor Rodolfo Ruperti, ha consentito di delineare l'esistenza di un'associazione a delinquere di tipo gerarchico e piramidale. Al vertice si ponevano 2 soggetti con precedenti specifici in materia di stupefacenti regolarmente presenti sul territorio nazionale, tanto da beneficiare anche del reddito di cittadinanza, coadiuvati però da altri 5 connazionali e supportati da un cittadino italiano. In particolare uno di essi veniva chiamato Oga Joe, ossia capo e fungeva da intellettuale del gruppo, colui che si occupava del rapimento degli strumenti propedeutici alla conservazione del sodalizio criminoso. Fra i membri del gruppo anche il gestore di un proprio business illegale che si affidava alla struttura e ai mezzi dell'associazione per garantirsi la disponibilità di sostanza stupefacente da rivendere, nonché il cosiddetto Big Shark che intratteneva i rapporti con gli ovulatori, oltre che essere preposto alla conservazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Iria Mary invece era l'incaricata alla custodia presso la propria abitazione della droga e dei profitti della sua rivendita, oltre che corriere. E poi figuravano i pusher delegati alla vendita al minuto dai tossicodipendenti. La compagine si avvaleva dell'opera dell'italiano Gioacchino Scaglione con compiti logistici, fungendo da autista del gruppo disponibile ad accompagnare membri del vertice nei luoghi utili alla cura del loro business. Le indagini si avviavano già a fine dell'aprile 2020 e consentivano di documentare un traffico di droga del tipo cocaina ed eroina che giungeva a Palermo prevalentemente dalla provincia di Napoli per poi essere smistata, oltre che sulla locale piazza di spaccio, anche nei comuni di Marsala, Mazzara del Vallo, Castelvetrano e Licata, dove incaricati alla commercializzazione al dettaglio erano rispettivamente gli italiani Leonardo Casano e Antonino Barbera. Il sodalizio criminoso era punto di rifornimento di una ramificata rete di spaccio locale ed extraprovinciale anche per la concorrenzialità dei prezzi praticati, nonché per la possibilità di far giungere importanti quantitativi di sostanza stupefacente, nonostante le misure restrittive sugli spostamenti previste dalle norme volte al contrasto della diffusione del Covid-19. Per il trasporto, infatti, il gruppo si avvaleva di corrieri, la gran parte dei quali viaggiavano a bordo di pullman di linea o tramite treno, i quali nascondevano la sostanza stupefacente in confezioni di bagnoschiuma precedentemente svuotate fra gli indumenti all'interno di parti intime o ingerite, previo confezionamento in ovuli anche 50 alla volta. 21 180. Che cosa 21 180? Ho portato 21, sì, 21. No, 22.000 ho portato, 22.000. Fra. No, ho portato 22.000, ti ho detto prima di partire, 22 sono, 22.000. Tu lascermi parlare? Io prendi tu a soldi per niente? Oh, che dimmi, Fra, dimmi. No, io prendi tu a soldi?
Non lo so io, ho dato 22. A loro volte i pusher occultavano le dosi in bocca per consegnarle ai clienti che raggiungevano tramite mezzi elettrici o biciclette. Nel corso dell'operazione denominata per l'appunto Sister White, a riprova della florida attività di distribuzione venivano tratti in arresto 5 soggetti italiani e 4 soggetti extracomunitari, con sequestro di circa 1,5 kg di cocaina e 500 grammi di eroina, oltre a 9.000 euro in contanti. La droga sequestrata, tutta di purissima qualità, aveva un valore all'ingrosso di circa 100.000 euro, che sulle piazze di spaccio avrebbe reso sino a 300.000 euro a seconda della percentuale di sostanza con cui sarebbe stata tagliata. I provvedimenti restrittivi della libertà personale sono stati eseguiti in varie parti del sud Italia, da Palermo sino a Castelvolturno, a Napoli, con l'ausilio di personale delle squadre mobili di Napoli e Trapani e di destinatari associati nelle case di reclusione di competenza territoriale. Variante Covid, positivi 3 passeggeri sul volo Londra-Palermo, erano risultati negativi al test rapido. I dettagli nel servizio. Sono più di 1.100 i cittadini che dal 14 dicembre scorso hanno fatto ingresso nel territorio siciliano provenendo dal Regno Unito. Solo metà di questi ha effettuato tampone molecolare, fortunatamente tutti con esito negativo, prima di arrivare sull'isola. Fa paura il nuovo Covid-19 diffusosi in queste settimane nel sud-est del Regno Unito. Una forma più aggressiva di virus si diffonde cioè molto più velocemente, ma le prime risultanze scientifiche direbbero che è meno letale. Si cercherà comunque di arginarlo per evitare che vanifichi tra le altre cose l'arrivo del vaccino. In Sicilia dallo scorso 14 dicembre fino al 7 gennaio, dice l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza, sono in vigore misure di contenimento del virus che prevedono tra le altre cose la registrazione al portale siciliacoronavirus.it con la possibilità di inserire l'esito negativo di un tampone molecolare effettuato 48 ore prima dell'arrivo nel territorio siciliano. Nei principali varchi dell'isola, porti, aeroporti, stazioni eccetera sono inoltre attivi punti di controllo drive-in dove è possibile effettuare gratuitamente un test antigenico rapido. L'ultimo volo proveniente da Londra e diretto a Palermo, decollato poco prima della ratifica dell'ordinanza del Ministero Speranza, ha registrato 3 tamponi positivi e 2 dubbi. E questo è il risultato dei test molecolari su 134 passeggeri e 6 componenti dell'equipaggio del volo Ryanair da Londra, atterrato ieri sera a Palermo. I tamponi antigenici rapidi effettuati dai medici dell'ASP di Palermo e dall'USMAF avevano dato esito negativo. I successivi controlli hanno purtroppo accertato la presenza di 3 contagiati tra i passeggeri che si trovavano tutti in quarantena. A 2 mesi dall'istituzione della zona rossa Sambuca di Sicilia torna Covid-free. Attualmente infatti non ci sono positivi nel comune Belicino in provincia di Agrigento. Momenti drammatici si sono vissuti nel borgo agrigentino quando 2 mesi fa scoppiò un focolaio all'interno di una RSA che provocò il contagio di anziani e personale e il decesso a distanza ravvicinata degli ospiti della struttura. Invece Milena, in provincia di Caltanissetta, sta per diventare zona rossa. A chiederlo il sindaco Claudio Cipolla: ci sono circa 150 positivi, almeno un positivo in ogni famiglia. Come si sta vivendo il Covid in questo momento qui nella vostra comunità? Allora, a Cammarata fortunatamente la situazione è ancora sotto controllo, il virus però circola nel nostro territorio, quindi raccomando a tutta la cittadinanza, soprattutto per l'approssimarsi delle festività natalizie, di fare molta attenzione, di rispettare quello che è il nuovo DPCM e quindi di fare molta attenzione affinché possiamo cercare di limitare il diffondersi di questo terribile virus e quindi passare indenne, tra virgolette, queste festività natalizie e ripartire poi con il nuovo anno nella speranza di chiudere questa terribile parentesi del coronavirus. La Guardia di Finanza di Agrigento, durante un controllo per verificare il rispetto delle norme anti-Covid-19, ha disposto la chiusura temporanea per 5 giorni di un locale lungo il viale delle Dune a San Leone. Le fiamme gialle intervenute sul posto hanno notato la presenza di oltre 200 persone nel locale tra lo spazio interno e quello esterno. Alcuni degli avventori sono stati pizzicati senza mascherine e sono stati segnalati alcuni assembramenti. Al fine del controllo è scattata una sanzione di 400 euro per il titolare e la chiusura per 5 giorni dell'esercizio commerciale.
Parliamo adesso di una realtà leader nel suo settore. ERAP offre un ventaglio di corsie e piani di studio adatti ad ogni settore. Vediamo. Riparte l'attività con il nuovo anno dopo la pausa Covid. Ecco come, in che sistema e qual è l'offerta formativa che lei offre? Qua ad Agrigento, nei locali dell'ERAP a Villaggio Mosè, abbiamo ripreso dopo la pausa imposta dal Covid tutte le attività formative che ci contraddistinguono da sempre. Noi siamo, e lo dimostrano i numeri, lo dimostrano le prove, i fatti, il più grosso ente che è presente qua ad Agrigento da molti anni per numero e quantità di corsi avviati. Lo dicono anche i dati ufficiali, ma in aggiunta ai corsi che noi già espletiamo da sempre, abbiamo innestato nella nostra vastissima attività formativa anche l'obbligo formativo, cioè la formazione per minori. Tant'è che stiamo informando, facendo orientamento ai ragazzi delle scuole medie che sono nella fase delicata di dover scegliere quale sarà il loro percorso di scuola superiore. Nel nostro caso, essendo scuola dei mestieri, nel nostro caso assolvendo all'obbligo scolastico, andiamo a fare un percorso ovviamente gratuito e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, perché trattasi di attività riconosciute dal Ministero. Andiamo a fare attività di scuola dei mestieri. Difatti abbiamo in offerta il corso di meccatronica, più che altro rivolto ai maschietti, il corso di acconciatore, il corso di estetista, il corso di operatore elettrico, il corso di operatore agroalimentare per ragazzi che si vogliono cimentare nell'attività di ristoratore, di pasticcere e insomma in tutte quelle che sono le attività connesse all'agroalimentare. Pertanto abbiamo un'offerta di 5 corsi rivolti, ripeto, ai ragazzi che sono nella scuola media e sono in fuoriuscita perché sono nella terza scuola media e quindi devono decidere da qui a gennaio, ma io dico anche da qui a luglio del 2022, hanno il tempo per poter decidere dove fare questa attività prossima per la loro formazione, per il loro futuro. Noi andiamo ad offrire veramente il futuro ai ragazzi della scuola media, perché abbiamo un percorso di 4 anni che rilascia la qualifica professionale triennale e inoltre al 4º anno il diploma tecnico che serve per l'apertura di un'attività aziendale, quindi per l'eventuale apertura di una officina meccatronica, di un'officina di gommista, di carrozziere, per l'eventuale apertura di un centro estetico, per l'apertura di un centro di acconciatura, per l'eventuale apertura di una panetteria, di una pasticceria, insomma una formazione anche lì legata al mondo del lavoro che è dedicata al mondo dei minori. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento ha scoperto nel territorio di Favara, nella zona dell'ex miniera Lucia, parecchie discariche che contengono diversi materiali, anche pericolosi. Il coordinatore Claudio Lombardo afferma: la cosa è particolarmente grave perché una di queste discariche ha invaso l'alveo del fiume Naro e presto tutto questo materiale andrà a finire nel mare di Cannatello. Da qualche giorno la discarica si è arricchita di una nuova presenza, sono stati depositati centinaia e centinaia di copertoni di bici, la cui provenienza sarebbe facile da scoprire. Questi fatti di una gravità inaudita ci fanno capire che c'è gente che non rispetta la propria e l'altrui salute. Abbiamo allertato le forze dell'ordine per le necessarie indagini e per far eliminare tale pericolo per la salute. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Ampliare il porticciolo turistico di San Leone per diversificare l'offerta turistica di Agrigento non è più un sogno. Scopriamo perché nel servizio. Agrigento non sarà più soltanto Valle dei Templi, ma anche turismo nautico, con tutto quello che ne consegue per il territorio. Con questo obiettivo la Giunta Miccichè ha deliberato di partecipare ad Italia City Branding 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un'iniziativa che mira a raccogliere dei progetti per selezionare alcune attività pilota con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti. E Agrigento ha avanzato la sua proposta per aumentare il potere attrattivo e lo sfruttamento turistico recettivo della zona balneare, nel pieno rispetto dell'ambiente e del contesto paesaggistico, considerando che a 2 passi c'è la Valle dei Templi.
un piano di lavori da 15 milioni. E ieri è arrivata la notizia positiva: la struttura di missione Investitalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate e Agrigento si è collocata in buona posizione al 28° posto su 60 progetti presentati ed è stata ammessa al finanziamento delle spese di progettazione, ovvero di 900.000 euro, alle quali parteciperà con un contributo di 100.000 euro. Questo significa che la struttura della Presidenza del Consiglio seguirà passo passo la fase di progettazione degli investimenti da seguire a San Leone, che terrà conto anche del waterfront, del lungomare, Falcone Borsellino, dei parcheggi, della viabilità e dei trasporti, di car sharing, pista ciclabile e bike sharing, tutte iniziative che porteranno a rivoluzionare la vita della località marinara e del capoluogo. Conferenza stampa stamani del vice sindaco di Agrigento Aurelio Trupia, tutte le novità sulla differenziata. Vediamo. Noi stiamo facendo quello per cui siamo stati chiamati ad amministrare, quindi noi amministriamo il servizio, quindi controlliamo tutto quello che ha fatto l'azienda, quello che non ha fatto, quello che è previsto nel contratto e vogliamo che venga effettuato. Di contro controlliamo anche i cittadini, perché anche i cittadini devono fare la loro parte. Abbiamo detto che porteremo in consiglio il regolamento per quanto riguarda la raccolta differenziata. Cosa importantissima: dal 15 di gennaio l'azienda preposta al servizio non raccoglierà più se il prodotto non è inserito all'interno dei mastelli, e quindi chiedo ai cittadini la massima collaborazione. Il contratto? Certo, principalmente alle aziende di rispettare il contratto, perché ad esempio a giorni partirà anche la famosa campagna di informazione sulla differenziata, che di fatto in questi 2 anni e mezzo non è stata fatta. Ho fatto predisporre degli opuscoli, dei dépliant, dei manifesti che saranno affissi, perché è giusto che il cittadino sappia come deve essere fatta la differenziata, perché se sa come deve essere fatta la differenziata ne avrà vantaggio sicuramente in termini di riduzione della tariffa. Un'altra inadempienza che abbiamo riscontrato è quello relativo al controllo dei mezzi che vengono utilizzati per la raccolta, cioè fino ad oggi, pur essendo previsto in contratto, l'ente non era nelle condizioni di verificare il tragitto che veniva effettuato da parte dei mezzi per la raccolta. Quindi ora finalmente ci hanno fornito il software e quindi il Comune è nelle condizioni di sapere se effettivamente i mezzi transitano, quando transitano, quanti chilometri fanno. La videosorveglianza? Sì, anche lì la videosorveglianza è un altro aspetto che abbiamo attenzionato con l'impresa e che quindi ci metterà a disposizione sia la videosorveglianza che le fototrappole. Per quanto riguarda l'evasione? Per quanto riguarda l'evasione dobbiamo potenziare quella che è la riscossione. D'altro canto abbiamo allo studio la predisposizione di un regolamento che ci permetta di mettere in atto il baratto sociale, cioè questo però riferito solo a determinate categorie di cittadini, dove dimostrando in base all'ISEE che non hanno una grossa capacità contributiva possono barattare il pagamento della Tari con servizi che possono prestare al Comune. I mastelli in questo momento continueranno ad essere utilizzati in tutta la città. Come abbiamo detto in campagna elettorale, allo studio abbiamo anche l'individuazione di alcune zone dove poter installare dei cassonetti sempre utilizzabili solo dai cittadini, quindi tramite schede o tramite qualche altro sistema, per cercare di eliminare tutti questi mastelli che ci sono in città. C'è poi il discorso delle rastrelliere nei condomini? Sì, anche lì praticamente rispetto al contratto le imprese dove il numero dei mastelli è particolarmente elevato avrebbe dovuto per così dire
mettere a disposizione delle rastrelliere dove mettere i mastelli, così invece che essere messi in fila, messi in queste rastrelliere in maniera più ordinata. Prosegue l'indagine sulle mazzette all'assessorato regionale all'energia, scaturita dall'arresto del faccendiere Vito Nicastri e del suo socio occulto Paolo Arata. Indagine che ha potuto contare sulle confessioni di Nicastri. Questa mattina la DIA ha arrestato un altro funzionario. Si tratta di Marcello Asciutto, 58 anni. Vediamo. Prosegue l'indagine sulle mazzette all'assessorato regionale all'energia scaturita dall'arresto del faccendiere alcamese Vito Nicastri e del suo socio occulto Paolo Arata. Indagine che ha potuto contare sulla confessione dello stesso Nicastri. Questa mattina la direzione investigativa antimafia ha arrestato un altro funzionario. Si tratta di Marcello Asciutto, 58 anni, e ai domiciliari con l'accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nei mesi scorsi per la stessa mazzetta era finito in carcere il funzionario Giacomo Causarano. Le indagini del procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e del sostituto Gianluca De Leo contestano ad Asciutto di aver fornito informazioni sullo stato delle pratiche amministrative, di aver predisposto provvedimenti autorizzativi e pareri illegittimi per la costruzione di impianti di biometano a Francofonte, Siracusa e Calatafimi, Trapani. Erano gli affari della cosiddetta cordata Nicastri e Arata, svelati dalle indagini della direzione investigativa. In cambio dei suoi favori Asciutto avrebbe ricevuto mazzette per 30.000 euro. Arata, l'ex consulente per l'energia della Lega, sotto processo a Palermo per gli affari con il re dell'eolico alcamese, ritenuto vicino all'entourage del superlatitante castelvetranese Matteo Messina Denaro. Il passaggio di denaro sarebbe avvenuto tramite Giacomo Causarano, altro dipendente dell'assessorato regionale all'energia, già indagato e processato. Nel 2015 la DIA ha confiscato a Vito Nicastri beni per 1,3 miliardi di euro. Nel 2018 l'imprenditore, che ha fatto fortuna investendo nelle energie alternative, fu arrestato e per questo condannato in primo grado a 9 anni di reclusione con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Nicastri ha fatto delle dichiarazioni sulle mazzette, incastrando così i funzionari complici, ma ha sempre negato di aver avuto rapporti con Messina Denaro. Ed era lo scorso ottobre quando il GUP di Palermo condannò a 3 anni e 4 mesi in abbreviato per corruzione proprio Causarano, dirigente regionale coinvolto nell'inchiesta che 2 anni fa ha portato all'arresto, tra gli altri, il figlio dell'imprenditore dell'eolico Manlio Nicastri, nonché Paolo Arata, faccendiere ed ex consulente per l'appunto della Lega, ritenuto socio del Nicastri. L'indagine coinvolse anche un altro dirigente regionale, Alberto Tignirello, pure lui imputato di corruzione, e l'imprenditore milanese Antonello Barbieri, indagato per autoriciclaggio ed intestazione fittizia. Entrambi sono sotto processo in ordinario. Nicastri, che ha patteggiato la pena, ha cominciato a parlare con i PM svelando i nomi dei protagonisti dell'ennesimo caso di corruzione nella burocrazia regionale siciliana. Ogni volta che devo parlare con Alberto Tignirello, responsabile dell'ufficio terzo dell'assessorato e colui il quale avrebbe dovuto firmare le autorizzazioni, mi rivolgevo al responsabile del procedimento Giacomo Causarano, ha così raccontato Nicastri ai PM Paolo Guido e Gianluca De Leo. Causarano dunque avrebbe fatto da tramite tra l'imprenditore alcamese e Tignirello, che doveva rilasciare il permesso necessario a Nicastri per il progettone degli impianti prima descritti. Ho consegnato a Causarano personalmente nei miei uffici 100.000 euro in tranche da 10-12.000 euro, racconta ancora Nicastri, denaro che secondo quanto riferitomi da Causarano avrebbe dovuto consegnare a Tignirello. Una somma ingente di denaro dunque per un sì che avrebbe consentito al re dell'eolico alcamese di avere un progetto approvato da rivendere a grosse imprese nel settore, incassando in tal modo fino a 15 milioni di euro.
Il direttivo dell'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, in presenza del consigliere comunale e componente della commissione Turismo e Spettacolo Carmelo Cantone, ha incontrato al comune il sindaco Franco Miccichè. L'ABBA, dopo aver ricordato quanto fatto finora in autonomia per la città, tra cartellonistica in centro storico, promozione del territorio con videospot e gazebo, infopoint nella Valle dei Templi, ha sottolineato la propria importanza come ponte tra il turista e l'amministrazione comunale, accogliendo al proprio interno un notevole numero di strutture ricettive extraalberghiere efficienti e collaborative. Il vicepresidente Anna Nicosia afferma: dobbiamo approfittare di questo periodo di stand-by per preparare la città alla nuova apertura e non farci cogliere impreparati al nuovo e più corposo flusso turistico che ci accoglierà come prossima meta. Il presidente dell'ABBA, Settimio Vinti, commenta: le basi per un reale rinnovamento ci sono e sarà nostro compito cogliere ogni opportunità affinché la collaborazione tra privati e pubblico possa restituire alla nostra città il lustro che merita. Andiamo adesso ad Aragona. Ieri giornata di donazione dell'ADAS. Tonino Butera ne ha parlato con il sindaco Gaetano Pendolino. Vediamo. Siamo con i responsabili dell'Associazione Donatori Autonomi del Sangue. Ad Aragona oggi raccolta del sangue, il presidente Pino Farrugia e il suo braccio destro, il collaboratore Piero Sfoto, che si prodiga tantissimo per questa attività. Presidente, come sta andando questa domenica di raccolta? Diciamo che questa domenica sta andando benissimo, perché abbiamo avuto un'adesione dei donatori e di nuovi ragazzi che si affacciano per la prima volta a donare il sangue. Sono contento per questa, diciamo, collaborazione dei cittadini aragonesi. Tra l'altro abbiamo avuto un 10% di incremento rispetto all'anno scorso. Oggi, con l'occasione che c'è la donazione, stiamo pure premiando quelle che sono distinte durante l'anno con le donazioni. E quindi abbiamo dato una medaglia d'oro al signor Profetto per aver raggiunto 40 donazioni, pur essendo pure un giovane donatore. Quindi questo è stato un motivo per noi di orgoglio, ringraziando tutti per la collaborazione e per l'adesione alla nostra associazione ADAS. Piero, diceva il Presidente, lo ha detto anche il Sindaco, oggi premiazione, tu conosci ben tutti, diciamo anche, oltre al Profetto, i premiati di questa. Allora, la signora Tagliello, che ha avuto 65 anni d'età, quindi ha superato il limite, però essendo bene in salute può continuare a donare sangue. E poi abbiamo avuto Piero, che è il più giovane donatore di sangue di Aragona. Ma la cosa importante è che questo 10% in più che abbiamo avuto è un lavoro che dura da anni attraverso le scuole, e quindi con il concorso di dono del sangue i ragazzi e con le loro famiglie già sanno l'importanza di donare, e quindi i frutti si stanno vedendo nel corso degli anni. E pur avendo meno donatori, che molti donatori sono andati all'estero o in Alta Italia per lavorare, abbiamo avuto un aumento del 10% di donazione. Quindi siamo più che contenti e vogliamo continuare in questa attività, valorizzando la città di Aragona e collaborando con altri volontari di altre associazioni. Abbiamo fatto i murales di Aragona, e l'ultimo murales che abbiamo realizzato è con il dono del sangue. Le tue gocce di sangue possono creare un oceano di felicità. Quindi valorizziamo Aragona tutti quanti, è il nostro obiettivo, con tutte le varie associazioni. Sì, hai detto bene, oggi è una giornata importante, perché è una giornata di donazione del sangue e c'è la premiazione di tutti i giovani e meno giovani che hanno donato il sangue per diversissime volte. Apprendo con grande orgoglio che il Comune di Aragona, pur subendo lo spopolamento come tutti gli altri paesi del meridione d'Italia, ha avuto un incremento delle donazioni del 10%. Questo significa che il Paese ha grande sensibilità e grande senso di responsabilità nei confronti di chi ha bisogno. Io voglio ringraziare il Presidente della sezione locale dell'ADAS di Aragona, Pino Farrugia, e Piero Spoto, che è uno dei coordinatori provinciali dell'ADAS, per
l'abnegazione che danno nei confronti di questa associazione, svolgendo anche un'attività sociale, andando nelle scuole a divulgare l'importanza di quella che è la donazione del sangue. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.